Attenzione a Codognè, visitate diverse case, la fuga tra i campi, tante le segnalazioni con l'intero paese che si è mobilitato per cacciarli, anche facendo suonare i sistemi d'allarme, c'è chi se li è trovati davanti. La lotta ai furti e al crimine da Conegliano, l'appello alla politica del comandante della polizia locale, norme sulla privacy troppo restrittive, difficoltà a utilizzare efficacemente droni e filmati della videosorveglianza. Assalto sabato sera alla sala slot Admiral di Lancenigo, 2 banditi col volto coperto hanno fatto irruzione armati di pistola, all'interno 2 clienti e la cassiera. Si è svolto questa mattina il vertice in prefettura sulla sicurezza voluto dal sindaco di Mogliano Davide Bortolato, convocato dopo la sparatoria in via Svevo che ha provocato 3 feriti. Omicidio del Piave, la procura ricorre in appello contro la sentenza di assoluzione di Franco Battaglia accusato del delitto di Anica Panfile, decisione della Corte d'Assise giudicata illogica e contraddittoria. La politica col botta e risposta a distanza tra Matteo Salvini e Luca Zaia, domani intanto firma delle prime 4 preintese sull'autonomia per il candidato del centrosinistra Manildo, solo propaganda elettorale. Non c'è pace per la stazione dei treni di Treviso, si allaga il nuovo sottopassaggio, il comune diffida Rete Ferroviaria Italiana, gruppo consigliare del PD all'attacco. Inaugura a Treviso una doppia mostra per celebrare i 40 anni di Unlights, l'associazione che si occupa di malati di HIV. A Treviso sono circa 1100 e aumentano i casi tra eterosessuali oltre i 40 anni. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. E allora andiamo alla cronaca. Codognè, ladri davvero come cavallette in azione, visitate diverse case con la fuga poi tra i campi. Ci sono state diverse segnalazioni nel paese, l'intero paese si è mobilitato per metterli in fuga, anche facendo suonare i vari sistemi d'allarme. E poi, come la signora Rita che abbiamo intervistato, c'è chi se li è ritrovati faccia a faccia. Arrivando io ho visto nell'angolo una luce che sfarfallava, ho pensato fosse un animale come sempre. Questo si è alzato su, questo tizio, mentre gli altri scendevano dalla tettoia, insomma, gli altri due componenti della banda, a viso proprio, ma senza neanche una piega. Non erano travisati? No, assolutamente no. Li ha visti il volto? Viso scoperto, sì. Però, oddio, quei momenti là non è che ti fissi e basta. È un incontro ravvicinato quello che racconta Rita Denardi, avvenuto poco dopo le 18 in pieno centro a Codognè, a ridosso della chiesa. Sono secondi concitati, la donna che sta rincasando accanto al figlio reagisce come può. Quindi cosa gli ha detto? Perlomeno di tutto e di più. Per esempio? Vigliacchi, eccetera. Parolacce. Che lì per lì, quindi lei non si è intimorita, ha avuto una reazione? Al momento volevo andare anche contro, ma poi ho detto no, cavoli, questo è più grosso e grande di me e io sono un po' così traballante, non mi ci metto neanche, però mi sono sfogata verbalmente e basta. I ladri, da quello che si è capito dell'Est Europa, hanno usato questo cassonetto dove ci sono ancora delle tracce per salire sulla tettoia e da lì sfondare la finestra della lavanderia. Una volta in casa hanno arraffato qualche decina di euro. Dopo il faccia a faccia con Rita, la banda fugge tra i campi per poi rimaterializzarsi poco distante verso Roverbasso, nell'appartamento al primo piano di questo condominio, dal quale la famiglia Pascon è uscita da pochi minuti per andare a cena. Sono circa le 19. Sono entrati dal bagno, mi hanno rotto il serramento e quello che hanno fatto, hanno cercato di svuotare i cassetti e non hanno trovato niente. Tutto là. Secondo me è andato così, hanno visto che io sono andato via e loro sono entrati in azione. I malviventi restano in casa nonostante l'allarme inizia a suonare. Gli stessi condomini si mobilitano. La prima è la signora Stefania Gatti, che abita al primo piano. Era buio, quindi io ho visto 3 sagome nere. Io li ho visti saltare la rete, andare verso il campo, risaltare un'altra rete e andare verso un giardino, come cavallette, sì, decisamente. Avvistamenti e segnalazioni si susseguono. In un sabato sera ad alta tensione un messaggio viene diramato anche dall'amministrazione comunale via social. Si chiede di prestare la massima attenzione. Ci sono stati i carabinieri, dopo alcune famiglie hanno fatto suonare l'allarme apposta quella sera là. Ti viene sale la rabbia più che paura. Dovrebbero stare in gattabuia, ma non a grattarsi, a fare lavori forzati, così imparano cosa vuol dire lavorare e far sacrifici.
Cittadini naturalmente preoccupati per questa ondata di furti a Codogno come nel resto della Marca. In tanti stanno cambiando le loro abitudini. Ci chiudiamo dentro casa già alle 4 del pomeriggio, dicono. Da Casier duplice appello per la sicurezza. Il timore c'è sempre, sì, appunto cani da guardia, l'armi antifurti, però si sa bene che se hanno intenzione o per una via o per l'altra riescono sempre, si spera sempre di no. Penso che la cosa migliore sia cercare di aiutarsi anche comunque senza creare tanta confusione, ma cercare di stare attenti perché il problema si sente sempre più frequente. Ecco. Di fronte a un fenomeno percepito in crescita, il senso di comunità può fare la differenza. Di certo a Codogno la preoccupazione serpeggiante e per qualcuno le abitudini di vita sono già cambiate. Il discorso è che se ti vengono dentro ti resta la paura, oltre a tutto il danno che ti fanno, e dopo uno quando non puoi più stare a casa, la moglie non sta più a casa da sola, i figli, questo è il problema. La sera con le 4 e 5 tocca chiudersi dentro per queste condizioni di furti, di robe, non si sa da dove chi arriva e le diverse squadre. Da come ho sentito. I colpi sono periodici. A inizio anno un raid aveva preso di mira anche l'abitazione del giovane Michael. Mi hanno svuotato dagli armadi i vestiti, tutto quanto, mi hanno portato via un giubbotto, l'oro della compagna e un zaino, insomma. Hanno fatto 7 case quella sera lì. Quindi a gennaio 7 case. Sì. 7 abitazioni. Ma è tutta la Marca in allerta. Nella zona del Veneto orientale tra Cessalto e Portogruaro è caccia un Audi A6 usata in diversi colpi, modificando però la targa. I sindaci dal canto loro stanno intensificando come possono gli sforzi delle polizie locali. Da Casier duplice appello al governo e ai cittadini perché ciascuno faccia la propria parte. Il fattore personale è sempre in difficoltà. In tutti gli enti pubblici diciamo che un po' di personale in più aiuterebbe tutti, questo sì. Ma io insisto sempre anche nei confronti dei cittadini di poter in qualche modo sorvegliare anche la propria casa mettendo delle luci, facendo sì che con una fotocellula si possono accendere, avere delle attenzioni alla propria abitazione. Quella deve essere la prima cosa che deve fare il cittadino. E dunque parliamo ancora di lotta al crimine. Da Conegliano l'appello alla politica del comandante della polizia locale. Bisogna rivedere le normative sulla privacy, sono troppo restrittive, dice. In stand-by di fatto l'uso dei droni e problemi ci sono anche nella condivisione delle immagini di videosorveglianza tra forze di polizia. In prefettura c'è un tavolo ad hoc. A chi lo rivolgo questo appello? Lo rivolgo ai nostri politici, quindi a livello nazionale, è quello di rivedere tutta la normativa sulla privacy e sul trattamento dei dati, che va benissimo quando si parla di privati, perché è giusto insomma che ognuno di noi abbia la propria privacy, però tutto questo deve cedere il passo all'attività di polizia e non soltanto quando ci sono dei reati, quindi dei procedimenti penali aperti, ma anche quando si sta facendo attività di indagine preventiva. È un messaggio forte e chiaro quello che parte dal comando di polizia locale di Conegliano. Un esempio su tutti riguarda l'utilizzo dei droni, giudicato molto efficace per il controllo del territorio contro furti e crimini in genere, ma di fatto stroncato quasi sul nascere. Non è il drone in quanto velivolo in se stesso che è vietato, ma quanto la trattazione del dato. Quindi il problema è proprio legato alla privacy. Alcune volte siamo ostacolati da queste maglie strette di normativa, tant'è vero che parecchi colleghi sono stati oggetto di accertamento del garante della privacy e poi di sanzione, con sanzioni di 30.000 euro, quindi pesanti e che naturalmente devi pagare personalmente. Il terreno è spinoso e riguarda più aspetti, ma la Mace li passa in rassegna. Parlo non soltanto di droni, ma anche di telecamere di lettura targhe, di telecamere di contesto di videosorveglianza. Altra questione è la titolarità delle immagini e la condivisione della videosorveglianza con le altre forze di polizia. Non sempre il processo è fluido, servono apposite convenzioni. In provincia di Treviso il nodo è sul tavolo della prefettura, in attesa anche qui di una nuova normativa nazionale.
Pur di vincere questo impasse giuridico, stiamo cercando di finalizzare proprio in questi giorni e speriamo di chiudere nell'arco di qualche settimana un accordo ponte per poi sederci al tavolo con i legali e cercare di portare avanti con la regia anche della prefettura quello che è corretto che sia un accordo di contitolarità del dato. Ma nel frattempo i colpi continuano. Assalto sabato sera intorno alle 23:30 circa alla sala slot Admiral di Lancenigo di Villorba, lungo via Roma. 2 banditi, entrambi col volto coperto, hanno fatto irruzione armati di pistola. All'interno 2 clienti e la cassiera. La donna si è vista puntare contro l'arma ed è stata costretta a consegnare tutto il denaro presente in cassa. I malviventi sono fuggiti a bordo di un SUV guidato da un complice con un bottino di circa 1.000 euro in contanti. A dare l'allarme la cassiera che ha allertato i carabinieri. I militari hanno ascoltato i testimoni, acquisito i filmati di videosorveglianza presenti all'interno della sala slot, ma anche quelle all'esterno lungo il tragitto che il SUV ha percorso per allontanarsi. La pista ipotizzata dagli investigatori è quella di una banda di trasfertisti. E si è svolto invece questa mattina in prefettura a Treviso il vertice sulla sicurezza voluto dal sindaco di Mogliano Davide Bortolato e convocato dopo la sparatoria di via Svevo a Mogliano che ha provocato 3 feriti. Il prefetto ci ha garantito continuità rispetto agli interventi che sono già partiti in questi giorni, interventi della Guardia di Finanza con dei cani antidroga e anche interventi, potenziamenti da parte della Questura con il nucleo investigativo e interventi da parte dei Carabinieri con le consuete pattuglie che presidiano il territorio. Ci sarà quindi continuità qui a Mogliano per potenziare e fare in modo che la città sia sempre più sicura. A distanza di una settimana dalla sparatoria che ha sconvolto Mogliano, il sindaco, che aveva chiesto un vertice per avere garanzie al prefetto, le ha avute. Ci sarà continuità con gli interventi straordinari già effettuati, garantendo anche l'intensificazione dei servizi ordinari di controllo del territorio per consentire che la percezione della sicurezza, minata dall'ultimo episodio, sia ancora più elevata. A rendere il primo cittadino ancora più tranquillo sono però i dati nazionali sulla criminalità pubblicati di recente. Ci rincuorano i dati che sono usciti ufficiali che il prefetto ha comunicato, dati sull'indice di delittuosità qui in città, quindi i reati sono in diminuzione, tutti i tipi di reati, compresi anche i furti in abitazione. Rispetto al 2024, ma soprattutto rispetto al 2019 abbiamo un netto calo, quindi questo episodio, questa sparatoria è un episodio abbastanza isolato e estemporaneo. Questo non significa che non si debba stare sul pezzo e continuare con attenzione. Il sindaco ha avuto anche parere favorevole sul piano di videosorveglianza predisposto nell'ambito del bando scuole sicure e poi è tornato anche sul tema dello spostamento dei malviventi da Mestre verso Mogliano. Questa stretta su Mestre potrebbe e magari anche in qualche caso ha già provocato uno spostamento di questa, io l'ho definita feccia e continuo a definirla feccia, verso Mogliano. Inoltre Mogliano ha questa grande fortuna di avere una posizione logistica con 3 uscite autostradali, con una stazione che è una delle più utilizzate nel Veneto, una fortuna che in caso uno voglia fare dei traffici loschi diventa una sfortuna. Il delitto del Piave, adesso la morte di Anica Panfile, la procura ha deciso di ricorrere in appello contro l'assoluzione di Franco Battagia, accusato di omicidio volontario, decisione giudicata illogica e contraddittoria. Non ci sta la Procura di Treviso. Il pubblico ministero, Giulia Rizzo, si è rivolta alla Corte di Venezia motivando la decisione di ricorrere in appello. Unico colpevole, secondo la Procura, rimane Franco Battagia, l'ex datore di lavoro della vittima, Anica Panfile, trovata morta il 21 maggio del 2023 in un'ansa del Piave Aspresiano. Secondo Rizzo, la decisione della Corte d'Assise trevigiana sarebbe manifestamente illogica e contraddittoria, nonostante i giudici avessero esaminato attentamente le prove emerse durante il dibattimento, scrive il pubblico ministero, hanno ritenuto insufficiente il materiale probatorio per collegare Battagia all'omicidio e al tentativo di nascondere il cadavere. L'uomo, secondo l'accusa, sarebbe stata l'ultima persona a vedere in vita Anica il 18 maggio dello stesso anno. Era andata a prendere dei documenti, poi di lei si erano perse le tracce fino al ritrovamento del cadavere. In carcere con l'accusa era finito per 535 giorni Franco Battagia, titolare della pescheria
lavanderia El Tiburon, poi la soluzione per non aver commesso il fatto. Secondo il pubblico ministero i giudici hanno valutato gli elementi di prova come non totalmente significanti e convincenti a fronte di incongruenze e di ulteriori elementi di prova acquisiti sempre nel dibattimento. La Rizzo ha ribattuto punto per punto quello che secondo lei sono le prove che porterebbero direttamente all'accusato. Il suo ricorso si concentra molto sulla prova regina a discarico dell'imputato, cioè il fatto che il telefono della vittima risulti funzionante intorno alle 17 del pomeriggio del 18 maggio, quando Battaglia viene rilevato a bordo della sua auto al casello autostradale di Villorba, dopo che apparentemente lo stesso sarebbe stato spento tra le 16:15 e le 16:45, orario in cui, secondo l'accusa, la 31enne sarebbe stata assassinata. La procura contesta l'interpretazione difensiva, definendo poco plausibile che Anica possa aver manipolato il telefono per bloccare un contatto su WhatsApp. Oltre alla procura, anche le parti civili hanno presentato un ricorso contro la soluzione. Immediato il commento del difensore di Battaglia, l'avvocato Fabio Crea: atto prevedibile, dice. Devo dire che sono state riproposte in maniera integrale da parte della procura tutte quelle che erano gli elementi evidenziati negli atti cautelari e che il Tribunale, la Corte d'Assise di Treviso ha ritenuto insufficienti, totalmente insufficienti per una pronuncia di condanna. Non mi pare che ci siano argomentazioni utili per scardinare quella che è la motivazione della sentenza di primo grado. La politica adesso, elezioni regionali ma non solo. Partiamo dallo scambio a distanza tra Matteo Salvini e Luca Zaia. Domani tra l'altro c'è la firma a Venezia della prima delle 4 preintese sull'autonomia con il ministro Calderoli. Per il candidato presidente del centro-sinistra Manildo non è che propaganda elettorale. Roberto Fico, che è candidato del Fronte Progressista in Campania, ha detto il governo vuole colpire il Sud. A me interessa che Luca Zaia prenda tantissimi voti, la Lega prenda tantissimi voti e da martedì prossimo Alberto Stefani sia in ufficio. Poi Zaia, per quello che ha fatto di grande in questi 15 anni, può assolutamente decidere cosa fare per i veneti, in Veneto o altrove. Dal veronese il leader leghista Matteo Salvini torna sul futuro del governatore uscente Luca Zaia, a cui nelle scorse ore aveva aperto la strada per Roma, ipotizzando una sua corsa alle suppletive per sostituire Alberto Stefani in Parlamento. Ma la reazione di Zaia non è stata forse quella sperata. Discussioni di fantasia, ha fatto sapere, preferendo dedicarsi, così ha detto, alla campagna elettorale per le regionali. Pronta la replica di Salvini. Insieme decideremo cosa fare, dove fare, ci sono tante possibilità. Se vorrà rimanere 5 anni a battagliare per il Veneto in Veneto, benissimo. Fronte autonomia, con la notizia della firma nelle prossime ore delle prime 4 preintese sulle materie LEP. Il ministro Roberto Calderoli sarà per questo a Venezia, quindi in Lombardia, Piemonte e Liguria. Non è la fine di un percorso, siamo però, quello dei prossimi giorni sarà un passaggio importante, perché mai Venezia e Roma si erano incontrate per firmare dei temi assolutamente concreti e reali, fra cui la sanità. Ospite del direttore di Media Nord-Est Luigi Baccialli a Focus, il candidato presidente del centrodestra Alberto Stefani, già presidente della commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo, così ha spiegato questo passaggio. Ci sarà la preintesa su protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa, che è fondamentale per il mondo del lavoro e anche per il mondo del lavoro pubblico, e una forte attenzione per quanto riguarda il tema della tutela della salute con riferimento ai vincoli di spesa. Ci sarà quindi la possibilità di incidere maggiormente sui vincoli di spesa e quindi di spendere più liberamente le risorse per quanto riguarda le spese sanitarie. Un altro tassello sulla strada dell'autonomia differenziata, dice Stefani, ma per il suo sfidante del centro-sinistra Giovanni Manildo si tratta dell'ennesima operazione di propaganda. Un'ultima miracolosa preintesa attacca Manildo come se improvvisamente fosse tutto risolto. Ma davvero pensano che i veneti possano crederci ancora? Si chiede. È un Manildo che da centrocampo cerca con decisione di spostarsi nell'area avversaria, quello che intraprende l'ultima settimana di campagna elettorale. La madre di tutte le battaglie leghiste, conclude, non è che un fallimento. Il tutto nella giornata in cui Stefani lancia la sua iniziativa in materia di sicurezza, Veneto Sicuro, per contenere il fenomeno furti e baby gang, ma da Manildo un'altra frecciata sull'effettiva mancanza di fondi a disposizione per mantenere in calza tutte le promesse fatte.
E adesso vi mostriamo un altro duello, perché dopo il botta e risposta su una chat pubblica che ha visto Marco Rizzo, candidato presidente di Democrazia Sovrana Popolare, accusare Riccardo Szumski di incoerenza per aver inserito un musulmano nella sua lista di Resistere Veneto, nuovo scontro negli studi di Antenna 3 stavolta. Il diretto interessato, Yuri, in Veneto da 20 anni, macedone d'origine di religione musulmana, ha incontrato Rizzo e ha chiesto chiarimenti sentendosi bersaglio di un attacco offensivo e discriminatorio. Vediamo l'acceso faccia a faccia tra i due. Ti invito prima di tutto pubblicamente di chiedere scusa per quello che hai detto su di me. Sugli altri non mi interessa, ma su di me. Cosa ho detto? No, su di me non hai chiesto scusa. Ma cosa ho detto su di me? Sai benissimo quello che hai scritto per i musulmani. No, io ho detto che in quella lista lì, io sono il musulmano in questione. In quella lista lì si dice che il presidente, testuale, il presidente Szumski dice, il candidato presidente Szumski dice che Putin è come Hitler e poi parla della pace. Ma cosa c'entra adesso questo con la battuta su Ma di io me? l'ho scritto e poi ho detto e in quella lista c'è un musulmano. Punto. E quindi cosa non vuol è che dire? ho detto c'è un Cosa musulmano vuol dire? cattivo No, buono. cosa vuol dire che chiaro? questo? No, e cominciate bene. Ho detto che c'è nella quella lista c'è un musulmano che sono io. C'è un musulmano che lo conosci proprio bene. da parte di Szumski che parlava in un certo modo Lo conosci bene quel musulmano, sì o no? Certo che lo conosco. Bravissimo, è questo che mi ha dato fastidio. E non ho nessun problema. Ma può darmi fastidio questo? Possibile, ma la politica è fatta anche di fastidi. No, di doppie facce, in questo caso. La mia no, la doppia faccia sarà forse di uno che dice che Putin è Hitler come il tuo che hai cercato che una parla degli persona che immigrati e poi fa questo. hai attaccato perché ha scelto un'altra strada, anzi ha mantenuto l'altra strada. Io le cose le ho dette, lui le ha dette. Volete stringervi la mano? Allora, io stringo la mano solo se chiede scusa, se no. Ma io non chiedo scusa. E allora non stringo la mano. No, chiedi scusa al tuo presidente. Tu lascia stare il mio presidente, siamo io e te. Se vuoi stringere la mano chiedi scusa, se no no. Questo l'avete sentito, l'acceso scambio. E parliamo adesso di Lega e Fratelli d'Italia. Andiamo nel capoluogo, Treviso, pace fatta. Dopo la crisi che aveva visto il congelamento delle due assessore meloniane, l'importante è dialogare, dice ora il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia De Carlo, ricordando però che agli alleati che in regione inizierà una nuova era. Ricomposta a Treviso la crisi di giunta dopo l'incontro chiarificatore tra il sindaco Conte ed il coordinatore regionale De Carlo, pare essere tornata la pace tra Lega e Fratelli d'Italia, pur tra qualche mal di pancia dei militanti dell'una e dell'altra parte, al di là delle dichiarazioni ufficiali dei Big a pochi giorni dal voto per le regionali. I futuri equilibri si vedranno da quel che uscirà dalle urne, ma quanto accaduto a Treviso potrebbe suonare come un campanello d'allarme tra alleati rivali della coalizione di centrodestra. Cambia un'era in regione, non più un uomo solo forte al comando, ma maggiore partecipazione. La politica doveva riappropriarsi di quegli strumenti di partecipazione che magari sono stati sopiti quando un partito è più forte degli altri, ma che dovranno invece tornare protagonisti nel momento nel quale per fare qualsiasi decisione dovremo essere tutti d'accordo e pur nelle nostre differenze, pur confrontandoci prima, ma poi dovremo dare quello che i veneti vogliono, sempre compattezza alla coalizione, altrimenti verremo meno all'indicazione che i veneti ci hanno sempre dato. E a Treviso, nel capoluogo, c'è stato l'ennesimo allagamento in stazione. Ha riguardato il nuovo sottopassaggio. Ecco qua il video. Dopo le piogge di oggi l'acqua è tornata a infiltrarsi, allagando stavolta di pochi centimetri la galleria, che è stata rinnovata da pochissimo. Opposizioni all'attacco. Siamo di fronte all'ennesimo episodio che conferma una situazione ormai insostenibile. La misura è colma, ha commentato il consigliere Dem Marco Zabai. Da mesi assistiamo a un cantiere senza fine che continua a creare disagi costanti a pendolari, residenti e attività della zona senza che si intraveda una soluzione definitiva. Sollecitando naturalmente il Comune a un cambio di passo. Rincara la dose Luigi Calesso di Coalizione Civica. Cosa aspetta l'amministrazione a chiedere il risarcimento dei danni? Si chiede. A stretto giro la risposta del sindaco Mario Conte, che ha annunciato una diffida a Rete Ferroviaria Italiana. I lavori vanno finiti entro il 2025, ma con queste modalità non si va lontano. Rete Ferroviaria deve assumersi le proprie responsabilità, perché delle chiacchiere dette in maniera molto franca mi sono stufato, ha scritto il sindaco in una nota che ha diffuso. Stiamo predisponendo una diffida e procederemo a tutela dell'ente e dei cittadini. Noi ci fermiamo adesso per qualche minuto, torniamo tra poco. Riprendiamo il nostro telegiornale parlando della doppia mostra per celebrare a Treviso i 40 anni di Young Lights, l'associazione che si occupa di malati di HIV.
Io ho cominciato agli inizi degli anni 90 proprio a frequentare reparti di malattie infettive, dove vedevo ragazzi giovanissimi con un'aspettativa di vita di 6 mesi morire perché non c'era nessuna terapia, e morire anche da soli perché c'era una paura per questa infezione tremenda. C'è stato un tempo in cui l'AIDS era considerato uno stigma e i malati da evitare per paura di essere contagiati. Parliamo di oltre 40 anni fa, poi vennero i manifesti di Oliviero Toscani, le mani strette in corsia di Lady Diana, e nel 1985 nacque UnLAIDS, l'associazione nazionale che oggi compie 40 anni. Nella Marca si registrano mediamente 30 nuove infezioni l'anno, con 26 casi nei primi 10 mesi del 2025. Se i contagi sono in calo rispetto ai 50 di 10 anni fa, aumenta l'incidenza nella fascia 40-49, specie tra gli eterosessuali. Sono 1100 le persone oggi in cura nella Marca. Già negli ultimi 10 anni l'epidemiologia è molto cambiata, quindi l'incidenza maggiore, quindi vuol dire le nuove diagnosi, avvengono soprattutto tra eterosessuali. Quegli over 40 che hanno rapporti eterosessuali e che non pensano di essere a rischio per l'HIV e quindi non fanno il test. La non percezione del pericolo è presente anche tra i giovanissimi, ma la dottoressa sottolinea anche un altro aspetto. È giusto dirlo che insomma l'Italia è l'unico paese europeo che non ha ancora l'educazione sessuale nelle scuole. Ecco. Ricordare 40 anni di battaglie è quindi un dovere che UnLAIDS fa con una mostra itinerante nazionale in una doppia sede cittadina, preceduta dallo spettacolo con Leonardo Manera. In prima battuta al Museo Bailo dei cimeli della collezione della donna Fiore Crespi, e quindi avremo il corpetto originario, quello che indossò per lo scatto iconico di Moschino, e poi in seconda battuta al Museo Salci invece abbiamo una mostra che è il frutto del concorso nazionale lanciato per tutti i creativi e le creative d'Italia. In mostra anche il celebre corpetto indossato da Fiore Crespi, modella milanese e già presidente di UnLAIDS nazionale, fotografata da Moschino, ricoperto di preservativi provenienti da tutto il mondo, diventato un'icona mondiale. E soprattutto non era quello in cui io tenevo che non fosse considerato una questione volgare, una questione di sesso invece che una questione di prevenzione, ecco, perché è difficile parlare a tutti in questo senso. Torna a Treviso invece da domani a domenica il Fiera Quattro Passi, tema della 19ª edizione, la pace. 4 passi verso un futuro di pace. È questo il tema che fa da filo conduttore alla 19ª edizione. Un festival dedicato alla sostenibilità che quest'anno viene affrontata attraverso diverse tematiche, dalla cultura, l'arte, l'impresa, i podcast. Un percorso ricco di eventi per tutte le età che parte dall'economia per arrivare alla pace. Un'economia equa e solidale che mette al centro le persone, i legami e la dignità del lavoro. L'edizione di Quattro Passi, che sarà dal 18 al 23 di novembre, parlerà di pace. Il titolo è Tessere Pace. Le tessere sono le tessere di un mosaico che compone questo tema enorme che è la pace, dal diritto internazionale al movimento delle persone nel globo, ai migranti, agli incontri, alle diversità e anche le guerre dimenticate. Gli incontri si terranno in diversi luoghi simbolo della città, dall'auditorium di Santa Caterina alla Loggia dei Cavalieri fino alla Biblioteca Bratt. C'è anche tutto il tessuto che è il tessuto della comunità che si incontra per dialogare, per costruire relazioni, e questo in Quattro Passi lo vediamo molto forte quest'anno con la collaborazione di tantissime realtà associative che rendono frizzante e molto viva la nostra città e che si sono unite a noi per creare degli appuntamenti interessanti, ma avremo anche tantissime attività con i giovani e con i bambini. È giusto che queste tematiche sociali importanti, civiche di fatto, vengano anche veicolate sin dalla prima infanzia, sin dall'età più giovanile, e quindi poi ovviamente con linguaggi diversi per arrivare a interessare un pubblico molto più ampio. Tra i linguaggi utilizzati c'è anche quello dell'arte. La loggia sarà allestita attraverso delle opere d'arte di Aliteia. Opere realizzate con i materiali di scarto delle aziende italiane. E poi ci saranno spettacoli, degustazioni, concerti e laboratori. Un festival che apre un autunno culturale della città di Treviso. Ci sono molti appuntamenti, molte iniziative molto importanti. E adesso andiamo alle notizie dal Bellunese.
A Belluno ripartiamo dalla cronaca perché non c'è ancora nessuna notizia sulle sorti del base jumper finlandese di 35 anni dato per disperso nell'area del Civetta, in una zona che ricade nel comune di Taibona Gordino. Dell'uomo si sono perse le tracce venerdì scorso. A dare l'allarme è stato un amico che ha mobilitato i soccorritori che hanno perlustrato finora senza esito tutti i bivacchi presenti in zona e le aree frequentate dagli appassionati di lanci con la tuta alare. Purtroppo la pioggia caduta nelle scorse ore, la neve scesa ai 2200 metri di quota hanno reso difficili le operazioni. Coinvolti nelle ricerche, oltre alle forze del soccorso alpino, anche la Guardia di Finanza e i vigili del fuoco. A Calalzo di Cadore, adesso voltiamo pagina, è stato presentato il disegno di legge a firma del senatore Luca De Carlo sulla istituzione della rete delle città madri del Made in Italy e per il riconoscimento del ruolo di Calalzo. Mutuando il titolo della storica rubrica della settimana enigmistica Forse non tutti sanno che, il primo ritrovamento storico di una dicitura Made in Italy su un prodotto in Italia è stato accertato su un occhiale nato, prodotto e venduto a Calalzo di Cadore nel 1897. E si badi bene non solo per adempiere ad una richiesta d'oltreoceano, ma per sancire l'importanza di ciò che è fatto in Italia. Da qui è partita la scrittura del disegno di legge a firma del senatore Luca De Carlo, che mira a integrare la norma del 2023 per l'istituzione della rete delle città madri del Made in Italy e il riconoscimento del ruolo di Calalzo di Cadore. La possibilità data a tutte quelle città o paesi che dimostrano di avere prodotti marchiati Made in Italy prima del 1925, cioè da oltre 100 anni, la possibilità di fregiarsi del termine città madre del Made in Italy, nella consapevolezza di quanto sia importante per un territorio raccontare la propria storia. La scoperta di questo aneddoto importante per Calalzo è opera dello storico d'impresa veneziano Massimo Orlandini. Una scoperta casuale nella mia biblioteca mentre stavo facendo un nuovo libro, praticamente un nostro storico veneziano Guglielmo Berchet, dando la medaglia d'oro alla occhialeria Ferrari di Calalzo, descrive come questa occhialeria, che esporta in tutto il mondo, non esporta il proprio prodotto in maniera anonima ma marchiandolo Made in Italy. Siamo a fine 800 e non nel 1951, quando convenzionalmente si attribuisce la nascita della moda italiana. Io non voglio disconoscere l'importanza del Made in Italy del secondo dopoguerra, ma ribadire il fatto che si può parlare di Made in Italy con una storia di 130 anni alle spalle. Il disegno di legge approderà in Commissione Nona al Senato la prossima settimana e potrebbe diventare occasione, oltre che di orgoglio, anche di marketing del territorio. Io credo che lo stesso genio con il quale abbiamo creato l'industria dell'occhiale possa essere utilizzato per rivitalizzare l'occhiale, sì, ma anche per qualsiasi attività imprenditoriale. Da Calalzo credo questo sia un bel messaggio. I disagi di chi vive in Comelico a causa dei lavori all'omonima galleria sono enumerati in un questionario i cui esiti sono stati portati al Ministero da Giovani e Futuro. Siamo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dove abbiamo presentato i dati del questionario sulla Galleria Comelico, dati allarmanti che richiedono un intervento da parte delle istituzioni. Chi la dura la vince e Giovani e Futuro non si arrende. Gli esiti del questionario promosso nel territorio del Comelico, con particolare riferimento alle tematiche della viabilità, sono stati presentati al Mise. L'incontro è stato positivo e credo ci sia margine per lavorare, per portare a casa un risultato concreto. A questo punto però serve fare un gioco di squadra con tutte le amministrazioni e i sindaci del territorio del Comelico. Lo scorso luglio gli esiti del sondaggio erano stati presentati al prefetto di Belluno, sotto accusa gli estenuanti lavori alla Galleria Comelico che hanno messo sotto scacco lavoratori e aziende. Evidentemente non è bastato. Con la discesa a Roma al Ministero dello Sviluppo e dell'Economia, Giovani e Futuro ha voluto ribadire di esserci per il territorio, per chi vi abita e per il futuro della valle. 2 giornate di studio e formazione per i rappresentanti delle polizie di 10 paesi europei, in particolare a Palazzo dei Rettori si è tenuto un workshop finalizzato a illustrare i principali aspetti della normativa antimafia. In questo contesto è stato illustrato il cosiddetto modello Milano-Cortina, messo in campo per prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali 2026. All'appuntamento hanno preso parte anche il gruppo interforze antimafia istituito in provincia di Belluno e quello centrale del servizio di analisi criminale. L'evento è stato corredato da una visita al cantiere del trampolino di Zue, la Cortina, in cui sono in corso opere collegate ai giochi con particolare attenzione alla dimensione della sicurezza nei luoghi di lavoro.
L'ultima notizia davvero, a me non rimane che salutarvi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Una buona serata, arrivederci.